Ciao a tutti gli amici di mattoscacco.com, benvenuti in questa nuova video lezione e ovviamente siamo in un finale di 2 re contro 3 pedoni ciascuno. Potrebbe sembrare così a colpo d'occhio una situazione apparentemente pari perché eventualmente bloccando i vari pedoni poi diventa impossibile penetrare con i vari re. Per esempio il tratto ce l'ha il bianco, se si gioca qualcosa del genere è facile poi incastrare i pedoni, oppure dopo eventuali cambi la partita è veramente chiusa. Come è possibile riuscire a sfondare, a creare un punto di rottura? 3 pedoni contro 3 pedoni, ovviamente è molto semplice quando si ha un vantaggio, si ha la maggioranza, per esempio 3 pedoni contro 2, 4 contro 3, eccetera eccetera, ma 3 contro 3. Ecco, qui c'è questo semplice, mica tanto, trucchetto che ogni giocatore di scacchi dovrebbe conoscere, anche perché queste posizioni in cui abbiamo tutti i pedoni allineati nei finali sono veramente all'ordine del giorno. Di conseguenza vediamo qual è questa spinta di rottura. Tocca al bianco, ovviamente come abbiamo visto se muoviamo un pedone laterale noi non costringiamo il cambio. Quello che bisogna fare è costringere il cambio con questa spinta. Perché costringiamo il cambio? Perché semplicemente se il nero decide di non cambiare, noi andiamo a promozione. Di conseguenza qui il nero è costretto a cambiare con qualsiasi pedone. Se cambia con questo pedone, ora la partita sembra praticamente persa, perché anche se io vado poi a cambiare, il nero o può cambiare o può chiudere, ma non è questo il punto. Ritorniamo ancora in questa posizione, spinta, cambio del pedone. A questo punto il pedone che deve andare a promozione è questo qui, ma ovviamente non può andare dritto perché c'è ancora il pedone in B7 che tiene l'importantissima casa C6. Bisogna prima spingere il pedone in A e ovviamente qui il nero non può fare una qualsiasi altra mossa, altrimenti segue la presa con promozione, ma deve catturare il pedone in A6. A questo punto ora il pedone bianco è libero di andare a promozione e facilmente poi la donna riuscirà a catturare i 3 pezzi e a dare scacco matto. Ovviamente questo era replicabile anche con la presa dell'altro pedone. Il meccanismo è sempre il solito: spinta centrale, cambio con questo pedone. A questo punto il pedone che deve andare a promozione è questo, ma c'ha la casa A6 sbarrata, quindi questo pedone serve a deviare quest'altro e arriviamo presto a promozione.